Perfetto. Allora, la volta scorsa a un certo punto ho preso in mano il telefono per vedere che l'ora e devo aver schiacciato il tasto e si è fermata la registrazione. Quindi ci sono gli ultimi 20-25 minuti della registrazione della volta scorsa che sul sito non ci sono, perché non le ho registrate. Allora, partendo, come opportunamente avevamo detto, oggi a parlare dello Spirito Santo, ma già vi avevo accennato la volta scorsa che l'ultima parte che riguardava Gesù Cristo l'avremmo recuperata. Aggiungo anche velocissimamente le parti che sono state tagliate dalla registrazione, pur essendo state affrontate la volta scorsa, le recupero velocemente, non spaventatevi, non ridirò tutte le cose, ma proprio per andare a integrare la registrazione mancante. Avevamo sottolineato, dopo aver parlato di Gesù Cristo, ecco, il fatto della dicitura credo in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore. Queste due diciture sottolineano l'identità di natura di Gesù con il Padre, e quindi unico figlio e nostro Signore. Abbiamo visto il termine Signore che è il termine che si attribuisce al Padre, e poi nel Vangelo viene attribuito a Gesù dopo la resurrezione. Ecco, e tutte le volte che viene chiamato Gesù Signore prima della risurrezione, è come una prefigurazione, è una confessione in anticipo della risurrezione di cui Gesù è protagonista. Concepito di Spirito Santo, dallo Spirito Santo, anche qui Gesù appartiene al mondo della Trinità, e quindi sia la dicitura precedente, unico figlio e Signore, l'identità con il Padre, e qui concepito di Spirito Santo tira in ballo anche la terza persona della Trinità, e quindi l'incarnazione è una iniziativa di tutta la Trinità nel suo insieme. Ma vedremo questa serata, ci dedicheremo in modo particolare proprio allo Spirito Santo. Nacque da Maria Vergine. Abbiamo visto che la verginità di Maria è fondamentale come verità di fede, perché dice della natura divina. Il fatto che sia nato da Maria è fondamentale perché Gesù è vero uomo, ma la verginità di Maria dice che non è solo vero uomo, ma viene anche da un'altra parte, c'è anche l'opera e l'iniziativa di qualcun altro. Gesù è figlio di Dio non come potremmo esserlo noi, tra virgolette, ma è figlio di Dio in modo reale, potremmo dire addirittura biologico. Pensate, proprio perché Dio non salta mai comunque la realtà umana, e Gesù, avendo, noi tutti abbiamo metà cromosomi dal nostro padre e l'altra metà dalla madre, e Gesù i suoi cromosomi umani da dove li aveva? Li aveva tutti da Maria, e quindi si saranno assomigliati come due gocce d'acqua. E veniamo alla parte che affrontiamo oggi per la prima volta. Ecco, fino adesso il recupero della parte della volta scorsa. Patì sotto Ponzio Pilato. Ponzio Pilato è un personaggio che è veramente esistito. Ci sono anche delle monete che sono state coniate e che portano il suo nome. Le due monete che sono riportate sotto
l'impronta delle due monete più sotto sono state ritrovate addirittura sulla Sindone. C'è con particolari strumenti, con dei microscopi elettronici particolari, sofisticatissimi, sono state trovate delle impronte di alcune monete. Una di queste è proprio una moneta dell'epoca di Pilato, di Ponzio Pilato. Chi era questo personaggio? Era un funzionario, un militare romano, prefetto della Giudea per circa un decennio durante il regno dell'imperatore Tiberio, proprio negli anni intorno al 30 d.C. E che questa affermazione che è contenuta nel credo, che cosa vuole sottolineare? Patì sotto Ponzio Pilato. Questa indicazione storica sottolinea il fatto che la nostra fede, che Gesù Cristo è un personaggio non mitico, non mitologico, non delle favole, ma è veramente esistito. Quindi è un personaggio che è veramente esistito, è nato in un anno preciso. La tradizione ci dice che è nato, facciamo coincidere l'inizio dell'era cristiana dell'anno 0 con la nascita di Gesù. Chi ha stabilito questa data è un personaggio, un monaco vissuto nel 500, non 1500, 500, che conosciamo anche il nome, un certo Dionigi, che ha fatto i conti e quindi ha stabilito l'anno 0. In realtà, con tutta probabilità, ha sbagliato di 3 o 4 anni, e quindi studi storici più approfonditi contemporanei ci dicono che Dionigi, sbagliando di 4 anni, e quindi Gesù sarebbe nato 4 anni prima di quanto solitamente è ritenuto. Quindi Gesù sarebbe nato il 4 avanti Cristo. In realtà le cose cambiano poco. Se per secoli o per millenni, per convenzione, abbiamo fatto partire l'anno 0 in quel momento lì, ecco, però Gesù è nato in un momento preciso storico, è nato in un luogo storicamente determinato, e in un tempo, e conosciamo anche i personaggi storicamente rilevanti dell'epoca. E quindi la determinazione sotto Ponzio Pilato vuole sottolineare proprio il fatto che non stiamo raccontando, non crediamo a delle favole, ma crediamo a dei fatti che sono veramente accaduti ed esistiti. Gesù è entrato nella storia umana, quella che si studia nei libri. Ponzio Pilato, una regione, delle città, alcune ancora esistenti, altre non esistono più. Se andiamo lì, nella terra dove Gesù è nato ed è vissuto, possiamo mettere i piedi e le mani dove li ha messi e li ha messe Lui. Alcuni posti non sono ritenuti, alcuni posti dove Gesù è stato sono ritenuti tali, non sono attendibili, altri invece sì. Per esempio, io non sono mai stato in Terra Santa, ma mi viene detto che c'è il luogo della ascensione, dove Gesù si sarebbe staccato da terra per salire al cielo, e ha lasciato le impronte sulla roccia da cui si è staccato. Però le impronte, insomma, Gesù doveva avere il 65 di scarpe, perché, insomma, ed è un po' improbabile, ecco, quelle impronte lì sono un po' esagerate e sproporzionate, anche per un superuomo, un grande uomo, fosse anche Dio come era lui. Invece altri luoghi sono molto attendibili e storicamente attestati. Qui ve ne dico uno che è incredibile per la certezza, la sicurezza. È il luogo dove Gesù ha abitato a Cafarnao. Noi sappiamo dai Vangeli che Gesù
qua è proprio i Vangeli di questi giorni. Saputo dell'arresto di Giovanni Battista, lasciò Nazareth e si trasferì nel mare di Tiberiade, che è il lago di Tiberiade, e risiedeva a Cafarnao. E abbiamo sentito il Vangelo di domenica: terra di tenebre e di ombre, Zabul, terra di Neftali e di Zabulo e di Neftali, eccetera, 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 eccetera. Allora, a Cafarnao, scavando, zona archeologica, si è trovato un pavimento di una casa che non aveva nulla di particolare, ma un pavimento molto particolare, ed è identico ad cioè esiste lo stesso pavimento in tutto l'Oriente, in tutta la Palestina e la Siria, soltanto in un altro luogo, il palazzo del re Erode. Il palazzo del re Erode ha lo stesso pavimento che c'è su questa casupola, che è un pavimento preziosissimo, fatto con un insieme di marmi, pietre, calcina molto particolare e quindi molto prezioso. E allora viene detto: ma scusa un attimo, ma perché a Cafarnao, lontano da tutti i centri più importanti, quale personaggio così importante ha abitato in questa casa per poter dar luogo a un pavimento così prezioso? E quindi sopra questo pavimento c'è stata costruita, sopra questo pavimento e questi muri, è stata costruita nel III o IV secolo una chiesa, e sopra questa chiesa, una chiesa che esiste ancora tuttora, orientale. Allora c'è una chiesa costruita sopra un'altra chiesa, e questa chiesa è costruita sopra questa stanza. E quindi gli archeologi che cosa ci dicono? Il personaggio importante che abitava lì è Gesù, e dal Vangelo ci viene detto che abitava in casa di Pietro. E quindi la casa di Pietro, che poi è diventata per 3 anni anche l'abitazione di Gesù, i primi cristiani hanno pensato di rendere quel luogo particolarmente prezioso, degno di un vero e proprio re, e quindi si sono presi la briga di costruirlo, di addobbarlo, di farlo proprio come se fosse il vero palazzo, la vera casa di un re. L'archeologia ci dice anche queste cose. Quindi se andate a Cafarnao, andate a visitare la casa di Pietro, che è la casa per 3 anni di Gesù. Così come anche i luoghi, ecco qui adesso vi mostro a Betlemme. A Betlemme, un posto, anche qui c'è una continuità di costruzioni che risale fino ai tempi antichissimi, e c'è il luogo della nascita, che è impressionante. Infatti ora non si riconosce la grotta così, ovvero sia la capanna, e non c'è la mangiatoia, sì, c'è una mangiatoia sopra, ma che è piuttosto improbabile che sia la stessa di allora. Ma in luogo c'è una stella con scritto proprio la frase latina che ho scritto lì sopra: hic verbum caro factum est. Qui, hic vuol dire qui, il verbo si è fatto carne, qui è nato il figlio di Dio, qui il verbo si è fatto carne. Ed è impressionante pensare che invece c'è proprio la fede, Cristo, il figlio di Dio, si è incarnato, ma in un tempo, in un luogo, in un momento, in uno spazio di tempo particolare, preciso. Ecco, quindi concludendo, il riferimento del credo a Ponzio Pilato dice la dimensione storica, realistica, vera della nostra fede. Patì, quindi sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto.
La crocifissione, Gesù si lascia crocifiggere, muore e viene sepolto. Si potrebbero dire un sacco di cose, ma vado sinteticamente per il discorso che facevamo la volta scorsa. Gesù diventa uno di noi. Dio diventa uno di noi, dicevo la volta scorsa, perché nessuno potesse in qualche modo accusarlo, rimproverare Dio dicendogli tu non sai cosa vuol dire essere uomo. E quindi il Figlio di Dio attraversa tutta l'esperienza umana, facendola sua e quindi passandola tutta, e quindi non può fare una vera esperienza umana senza essere, abbiamo visto nel grembo della madre, e poi bambino, adolescente, adulto, eccetera, eccetera, fa parte dell'esperienza umana, e come anche la morte. E quindi non poteva, un Dio che vuole abbracciare la realtà umana non può non abbracciare, non attraversare anche l'esperienza della morte e rimanere morto per 3 giorni. Ma una morte un po' particolare, era la morte dei criminali, della crocifissione. Perché una morte così ignominiosa, crudele? I romani avevano ereditato dalle civiltà orientali questo modo di uccidere che assomigliava a una tortura, per far soffrire il più possibile, studiata ad arte, per far soffrire il più possibile il condannato e che morisse più tardi possibile, perché rimaneva lì inchiodati, a volte stavano anche delle giornate, e proprio ecco, il segno del spezzare le gambe era perché per accelerare la morte, perché non potevano più appoggiarsi con i piedi e far forza sui piedi per respirare, per tenere aperta la cassa toracica e poter respirare, invece spezzando le gambe e quindi non potendo più far leva sui piedi per poter star su, morivano soffocati, perché non si era in grado di tirarsi su. Ecco, studiata nei minimi particolari una morte così atroce, perché Gesù accetta di morire in questo modo? Io credo perché si potrebbe addirittura fare dei distinguo tra i diversi modi di morire. Ci sono delle morti più, non so, anche tra noi popolarmente, ci sono quelli che aspirano a morire, fare un colpo, cioè perché muoio senza accorgermi, poi sarai poi vero, oppure morire nel sonno, oppure no, ognuno qual è la morte, siccome è inevitabile, qual è quella che mi fa e ci fa soffrire di meno. Ecco, e allora 1000 distinguo, sì Signore, tu puoi anche morire, ma che cosa ne sai del morire ingiustamente? Quanti innocenti muoiono? Ecco, il Signore vuole essere vicino anche a quelli. Il Signore vuole prendere su di sé anche quell'esperienza lì, la peggiore delle morti, come per abbracciarle tutte, perché nessuno potesse dire ancora una volta sì, però tu non sai cosa vuol dire morire ingiustamente, morire per sbaglio, morire atrocemente, morire troppo presto. Il Signore, senza tante prediche, dice lo so, l'abbraccio, lo fa, la prendo su di me. Certo, questo non toglie tutti i motivi errati, pretestuosi, che da parte del Sinedrio, dei capi del popolo, eccetera, eccetera, sono stati messi in atto e in campo per arrivare a quella morte. Però, ecco, Gesù è vero che per certi versi subisce la crocifissione, subisce quella morte, ma avrebbe potuto anche evitarla, ma non lo fa, non lo evita.
non la evita, proprio per andare fino in fondo. Ed è l'orario in cui viene crocifisso e muore, proprio l'orario del sacrificio che si compiva nel Tempio alle 3 del pomeriggio, per sottolineare il fatto che lui si offre come vittima immolata, un sacrificio per la salvezza, come un gesto di amore grande nei confronti dell'umanità. Morto per 3 giorni, sepolto, ecco, resta proprio lì per 3 giorni per condividere anche quella parte di esperienza umana, l'essere morti e il rimanere morti. Discese agli inferi. Cosa fa in quei 3 giorni? Allora, intanto chiariamo il significato della parola inferi, che non è inferno. Inferno è una cosa, inferi è un'altra. In latino inferi indica quello che sta sotto, e quindi il luogo dei morti è in modo neutro, non il luogo della condanna, ma il luogo dove sono i morti. Nell'immaginario popolare, da che mondo è mondo, allora il luogo di Dio sta per aria, il luogo dei viventi è la terra, il luogo dei morti sta sotto. Ecco, questa è la divisione, quindi vedremo tra un attimo, quando si dice Gesù ascese al cielo, significa non che si è staccato per andare dove concretamente, no? Se fosse partito alla velocità, a quale velocità si è staccato? La velocità della luce sarebbe ancora in viaggio per arrivare da qualche parte, perché in 2000 anni alla velocità della luce non si va distantissimi, ci dicono gli astronomi. E quindi la questione è invece ascese al cielo, vuol dire torna nel luogo da cui è venuto, cioè da Dio. Il cielo è il luogo di Dio. Tutte le civiltà, anche quelle preistoriche, quando dovevano pregare andavano in cerca di luoghi alti e quindi sui monti, e quando non c'erano i monti, ecco che si creavano anche un po' arbitrariamente, e quindi i vari templi Maya e di altre civiltà, i babilonesi stessi, ecco, queste piramidi erano per in qualche modo emulare la montagna, per raggiungere il luogo di Dio. E gli inferi il contrario del luogo di Dio, è dove Dio non c'è. Ecco l'infero, il luogo dei morti, ma vuol dire il luogo che è l'opposto del luogo di Dio, abitato da Dio. Dio vuole abitare anche quello. E per abitare anche quello deve lasciarsi, ci sono delle immagini dei padri della Chiesa, si lascia mangiare, divorare, si ritrova già nella lettera agli Ebrei questo. Il nemico pensa di vincere uccidendo il Figlio di Dio, uccidendo Gesù, la morte trionfa, ma non si accorge che è la sua sconfitta, perché entra il vivente nel luogo della morte, e quindi per liberare tutti quelli che sono nel regno dei morti. Il luogo dove Dio non c'è, Dio va a visitare anche quello. E quindi con la resurrezione ci sono i padri orientali e anche le icone orientali. Se guardate, la resurrezione ci indica sempre, mostra sempre il Cristo vittorioso che su una mano porta o la bandiera della vittoria o uno stendardo, e con l'altra mano trascina i morti con sé, e i primi sono Adamo ed Eva, li porta su con sé. E quindi ecco,
discese agli inferi per visitarli, per annunciare anche lì, per tutti quelli che sono morti prima della venuta di Cristo, che l'annuncio salvifico riguarda anche loro. Resuscitò da morte. Ecco, questa è la cosa, non so, che ci interessa di più, che mi interessa di più, e cioè l'annuncio di una morte vinta. Guardate, io sempre, cristiano anch'io da sempre, però abituati ad alcune cose, ti entrano da un orecchio, vanno fuori dall'altra, e ho cominciato a prendere sul serio questa cosa qua della risurrezione. Insomma, non ero vecchio, perché da adolescente, ma mi ricordo benissimo gli anni della prima, seconda, terza superiore. Veramente trionfava la stanchezza e la noia di fronte a tante cose, e mi ricordo che il fatto di essere stato invitato da alcuni amici a partecipare a degli incontri, a partecipare a dei gesti, ad alcune cose, insomma, io l'avevo proprio percepita come la rinascita di una speranza. Cioè la mia noia, la mia stanchezza, che insomma a 16 e 17 anni, eppure no, io credo che sia comunque una fase importante della vita. Infatti non sono pochi i ragazzi che in quella fase, no, decidono, cioè, dove trionfa il livello di depressione è tale per cui uno decide che non vale la pena andare avanti, no? Non sono pochi, e dunque ho percepito veramente nel momento in cui ho visto che le cose, la vita mi veniva incontro sotto un'altra forma di bellezza, di vivacità, che si rimetteva in moto tutto, e mi ricordo che partecipavo anche a degli incontri di preghiera, di esercizi spirituali, e non avevo mai sentito parlare di Cristo così. E mi ricordo, era il triduo di Pasqua, e mi ricordo facevo veramente l'esperienza in un certo senso dell'uscita dalla morte, no? E quindi mi ricordo quella Pasqua, mi ricordo anche la data, era il 18 aprile del 76, e mi esplodeva il cuore, no? E dicevo, la risurrezione esiste, Cristo è risorto, perché in qualche modo noi ne facciamo a briciole magari esperienza di una vita che riparte, e che non era scontato, che non è meccanico, che non è dovuto, e allora come tradurre in termini esistenziali, accessibili, la risurrezione? Cioè che il male non è l'ultima parola, la negatività non è l'ultima parola, che il fatto che ma poi spicciola, tagliata a fettine fine anche nei rapporti tra noi, tra persone, che uno dice ormai, ecco, la parola ormai è proprio il termine che è l'opposto del cristianesimo, perché non c'è nessuna situazione, nessun rapporto, nessuna condizione che sia irrimediabilmente compromessa. Cioè la risurrezione, cioè la ripartenza di una vita nuova, risorta, di una morte che è vinta, è sempre possibile. Certo, queste rischiano di essere parole, però se stiamo attenti, ed è questo che io tento tutte le volte in qualche modo, così come posso, così come sono capace, ad ogni funerale, di riuscire a comunicare a chi è presente e ai parenti prima di tutto, cioè che il fondamento, la credibilità della risurrezione è perché se uno è attento ne vede i segni anche nella vita, nella sua vita. Salì al cielo, ecco, l'ascensione è un tornare nel luogo da dove è venuto, e quindi Gesù
salendo al cielo, non se ne va, ma entra nella dimensione sua propria. Da una parte porta con sé nel mondo divino una cosa che prima non c'era, la realtà umana, perché nell'incarnazione ha assunto la realtà umana e se la porta con sé. Secondo, non se ne va, ma entra di più in profondità nella realtà. E quindi nel momento, se è vero, come è vero, che dove 2 o 3 si trovano nel mio nome, io ci sono, noi qui siamo riuniti o no nel suo nome, e quando si celebra la messa, e quando ci si trova assieme a pregare, e quindi non è sbagliato, è che egli è qui, è salito al cielo, vuol dire che è entrato, non se n'è andato, ma è entrato di più nella realtà umana, nella nostra realtà, in un modo stabile, perenne, perpetuo. Siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e sedere alla destra del Dio Onnipotente, ecco, il Padre che può tutto, è la posizione del giudice, di colui che giudica, ed è un giudizio giusto. E nella giustizia non c'è giustizia senza misericordia. Anzi, si può dire che ho imparato da un sacerdote, uno dei miei maestri, forse il mio maestro, lui dava questa definizione del perdono e della misericordia: giustizia che ricrea. Quindi di una giustizia, ma che tra noi la giustizia è come un tagliare gli abiti addosso, e quindi una giustizia che sega le gambe, no? Invece è una giustizia che fa ripartire, che ricrea, una giustizia che ricostruisce. Questo è il perdono, questa è la misericordia. E un giudizio c'è. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. C'è una necessità del giudizio e c'è una necessità del paradiso e dell'inferno. Io non ci avevo mai pensato bene, ma anch'io imparo dalle domande che mi vengono fatte. C'era un mio nipote che da piccolo, insomma, avrà avuto 13-14 anni. Allora mi chiede: senti, devo fare un tema, mi hanno dato per religione, mi ha chiesto cosa dici dell'inferno, o esiste l'inferno, esiste il paradiso? E allora lì sono stato costretto a pensarci per doverlo dire a un ragazzino di 13-14 anni. E allora gli avevo usato questo argomento. I voti a scuola hanno una loro logica o sono assurdi? Cioè, c'è bisogno di sapere se quello che faccio ha un valore o no, e quindi dare una valutazione, ecco, giudizio come sinonimo di valutazione. La valutazione è importante, magari non mettiamo dei numeri, mettiamo hai fatto bene, hai fatto male, eccetera, eccetera. È necessario che ci sia un giudizio e che ci sia una valutazione anche sulle cose spicciole. È necessario, perché pensate un po', se uno non sa mai se la cosa è apprezzata o non è apprezzata, se ha un valore o non ha un valore, è tutto terribilmente uguale. E quindi l'esistenza del paradiso e dell'inferno, del premio o del castigo, di un luogo dove, ecco, ci viene detto che il paradiso è il luogo dove Dio c'è e l'inferno è il luogo dove Lui non c'è. E il castigo consiste nel fatto, al di là delle fiamme, pensate che nella Divina Commedia Dante, l'inferno è il luogo del gelo, è il luogo del ghiaccio, che forse rende di più l'idea.
cioè dell'assenza dell'amore, dell'assenza dell'amicizia, dell'assenza dei rapporti umani, dell'assenza di Dio. Ecco, allora il fatto che ci sia un luogo gelido e un luogo caldo, insomma, tiepido, dai, che si staga bene, perché non massa caldo, e quindi, ma un luogo dove si possa star bene, un'amicizia, poter, insomma, si gioca a carte, si scia, si gioca a calcio senza farsi male, quindi e che si possa stare in compagnia beandosi gli uni gli altri, insomma un luogo dove insomma il premio o il castigo è necessario, in quanto dà valore, c'è bisogno che l'azione sia in qualche modo orientata, o fare il bene o fare il male non è esattamente la stessa cosa, ha delle conseguenze, e quindi che uno costruisce bene o uno costruisce male, certo. C'è, come dicevo prima, esiste il perdono, esiste la misericordia e quindi la possibilità di ripartire. La grande domanda, che c'era un grande teologo, Hans Urs von Balthasar, che aveva scandalizzato tanta gente dicendo che il paradiso, che ci sia il paradiso e che ci sia l'inferno è necessario per la ragione umana, e cioè proprio perché fare il bene e fare il male non può essere la stessa cosa. D'altra parte lui poneva questa questione: però io non so chi c'è all'inferno. Nel paradiso sappiamo che alcuni, i santi, la Madonna c'è, i santi ci sono, la Madonna addirittura è già in qualche modo risorto, ha anticipato la sorte di tutti, risorgendo, essendo là anche con il proprio corpo e non solo con l'anima, in attesa del giudizio finale. Ma all'inferno chi c'è? E lui dice anche la domanda: mi piace sperare che non ci sia nessuno all'inferno. Non dice che non c'è nessuno, chi può dirlo? Dice: mi piace sperare che, chi lo sa, chissà quali modi il Padre Eterno, anche nell'aldilà, avrà per cercare di recuperare anche chi è più bisognoso della sua misericordia. Lo diciamo tutte le volte, non so se vi accorgete, nel rosario alla fine dei misteri, no, Gesù mio, perdona le nostre colpe, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Amici carissimi, non so se vi siete mai resi conto, ma stiamo pregando per Hitler e chi come lui, giusto? E quindi se noi tiriamo fuori lui, che sembra il sommo male, il rappresentante del sommo male, e li tiriamo fuori tutti. Quindi ho speranza che tiriate fuori anche me, che qualcuno tiri fuori anche me e che qualcuno tiri fuori anche ciascuno di noi. E veniamo finalmente, io però non mi arrischio più a schiacciare il mio cellulare per vedere che ore sono. 9:15, no, 21:16. Bene, credo nello Spirito Santo. Qui vi mostro a destra, a sinistra il credo apostolico, che riguarda quanto dice il credo apostolico a riguardo dello Spirito Santo e quanto invece il credo niceno-costantinopolitano sullo Spirito Santo. Il primo, il credo apostolico, vedete, è molto sintetico, si limita a dire credo nello Spirito Santo, si limita a dire, afferma questo. Invece a Costantinopoli nel 381 si è ritenuto opportuno invece di insistere, di dire più cose sullo Spirito Santo,
e le leggo e poi le riprenderemo. Credo nello Spirito Santo che è Signore, e già qui dovreste incominciare ad avere familiarità con quanto abbiamo già detto, e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Questo è quanto affermiamo nel credo che recitiamo alla domenica. E partiamo da credo lo Spirito Santo che è Signore. Signore, abbiamo detto, che è il termine, la parola che indica, che viene detta del Padre, e quindi è onnipotente, è Dio, e in quanto Dio onnipotente, onnisciente, è anche Signore, Signore della creazione, Signore della realtà tutta. Abbiamo visto che Gesù è fatto Signore dal versante degli uomini, gli uomini lo riconoscono Signore dalla resurrezione, e lo Spirito Santo è affermare che lo Spirito Santo è Signore, potreste dirlo anche voi a questo punto, è riconoscere che è a tutti gli effetti una delle tre persone della Trinità, allo stesso livello, alla stessa qualità, alla stessa capacità, e quindi senza una gradazione, differenze di gradazione nella natura divina rispetto alle altre due persone. Le due parole Spirito Santo da dove derivano? Perché sono due termini che sono un po' strani, e quindi li ha inventati. Noi parliamo di Spirito Santo perché ne ha parlato il Vangelo, Gesù. È Gesù che dice: io quando mi andrò vi manderò il mio spirito, e la parola spirito dice riferimento al respiro, respirare. Lo diciamo anche in italiano: quando uno muore rende lo spirito, oppure spira, no? Lo diciamo, il verbo spirare lo diciamo anche a proposito di qualcosa d'altro. È il movimento, l'azione del spirare. Che cos'è che spira? Il vento? O no? È il vento che spira, e quindi è un'aria, quindi spirare è proprio il movimento dell'aria, del fiato, e indica allora il respiro. Lo Spirito di Dio è il respiro di Dio, che indica come da una parte la vita intima, ma poi il fiato. Vi ricordate l'inizio della Bibbia, la creazione dell'uomo, che allora Dio prende un po' di fango, lo mette un po' insieme, la plastilina, è bellissimo ma è senza vita, e allora che cosa fa? Gli soffia, gli comunica il respiro, il fiato, gli comunica la sua vita. Quindi lo spirito è il respiro, il fiato, l'anima di Dio, la vita più intima, la sua vita, che viene respirata, cioè viene inviata fuori da sé. Santo è l'aggettivo, l'attributo è un sinonimo di divino, di Dio. Quindi Spirito Santo vuol dire il respiro, la vita intima di Dio, che la vita intima che circola tra le tre persone della Trinità, e quindi la loro unione, la loro amicizia, il loro legame, l'amore che circola tra loro, l'amicizia che circola tra loro, la vita che circola tra loro, la sintonia che circola tra loro, l'armonia che circola tra loro, che ci viene comunicata. Ecco.
quando e come ci viene comunicata. Gli Atti degli Apostoli parlano dell'evento della Pentecoste. Dopo la resurrezione di Gesù andandosene, però lascia in eredità se stesso, certo sotto una forma diversa, ci comunica la vita intima di Dio. E quindi durante la Pentecoste, ma al di là dell'evento della Pentecoste, poi questo ci viene comunicato a noi con il battesimo. Ecco, con il battesimo che noi diventiamo tempio dello Spirito Santo, abitati dalla presenza divina. E quindi lo Spirito Santo entra in noi, approfittando i genitori nei confronti del bambino che viene battezzato, è come dicessero, ma come se in realtà accade proprio così, e cioè riconoscono che noi riconosciamo, caro Signore, sii tu per questo bambino più madre e più madre di quanto siamo in grado di essere noi. E da questo affidamento, da questa libera consegna, che cosa accade? Accade che Dio prende sul serio questo e non annulla la libertà del bambino, perché da quel giorno là in poi potrà fare quello che vuole, nel senso che potrà tradire, potrà dimenticare, potrà abbandonare, ma da quel momento là in poi lo spirito è come se noi avessimo una casetta, una stanza vuota dentro di noi, come il tempio, il Sancta Sanctorum del Tempio, che era una stanza vuota dove ritenevano che Dio abitasse e poteva entrare una volta all'anno il sommo sacerdote. E bene, abbiamo in noi una stanza vuota. Noi siamo fatti di corpo, la parte materiale, di anima, che è la parte psichica, nostra, il pensiero, la sensibilità, il temperamento, ma poi c'è anche una terza componente, una stanza vuota che viene abitata da Dio, dallo Spirito. E questa stanza ha una porta che a seconda delle nostre scelte può essere più aperta, può aprirsi di più o può chiudersi. E quindi la voce interna di questo Spirito di cui siamo abitati si può sentire con più facilità all'esterno o più difficoltà a seconda dello stile di vita e delle scelte che uno mette in campo. Questi gli antichi cristiani, gli autori cristiani antichi spiegavano la realtà umana in modo tripartitico, dividendolo in tre parti e non semplicemente parlando di corpo e anima. E mi sembra spieghi bene la situazione. E quindi lo Spirito Santo che noi crediamo, lo Spirito Santo che è Signore e che è comunicato a noi. Dà la vita. Nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, ho fatto riferimento alla Pentecoste, ci sono delle immagini che per descrivere l'azione dello Spirito Santo, e quindi il fuoco che scalda, il vento che spazza, ecco l'immagine del vento fresco che rinnova, come quando si entra in una stanza che è chiusa da tanto tempo e si sente l'odore pesante e quindi che si soffoca, ecco, si aprono le finestre per cambiare l'aria. Ecco, e a me piace anche un'altra immagine, quando col caldo si arriva in montagna assetati, affaticati e accaldati, trovare, sapete che a volte si trovano qua e là attorno alle malghe o a qualche rifugio la fontana di acqua gelida, no? E che è addirittura da una parte freschissima e dall'altra parte sovrabbondante, perché va sprecata e vedi sta acqua che va, no? Che non raramente c'è tutto il fango attorno, se poi ci sono anche le mucche, ci sono anche le ortiche, perché l'acqua, la cacca delle mucche uguale ortiche,
E quindi, ma al di là di questo, volevo sottolineare l'aspetto proprio dell'acqua fresca che disseta, che rinnova. Ecco, lo Spirito rinnova la vita delle persone, ma rinnova la vita anche dell'insieme, degli agglomerati, delle comunità delle persone, della Chiesa. Lo Spirito che dà vita e che rinnova. Vieni, Santo Spirito, riempici della tua vita, rinnova la vita. Ecco, è la presenza di Dio che fa ripartire ciò che è stantio, che è addormentato, che rischia di attorcigliarsi nell'abitudine. Questo è reso possibile proprio dall'immagine anche della creazione, quando Dio, come ho ricordato un attimo fa, comunica la vita ad Adamo comunicandogli il suo respiro nelle narici. Lo Spirito procede, cioè deriva dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato. E quindi anche qui queste espressioni sono state emesse dal Concilio di Costantinopoli proprio per sottolineare il fatto che la Trinità è unita. E qui sottolinea il fatto che lo Spirito deriva dal Padre, e con il Padre il Figlio è giustamente, proprio perché anche Lui è Dio, alla stessa stregua è adorato e glorificato, e quindi viene adorato giustamente, pregato, invocato, e viene glorificato, vuol dire che è la manifestazione della nostra vita, viene anche in qualche modo, come si può dire, la gloria vuol dire una manifestazione splendida, viene glorificato nella vita dai suoi, ha una manifestazione splendida. Ho messo "e dal Figlio" tra parentesi, non so se vedete. Perché? Perché è un'aggiunta successiva al credo. Quando i padri nel 381, i padri conciliari, avevano deciso di aggiungere questa parte riguardante lo Spirito, avevano messo procede dal Padre, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, ritenendo che fosse sufficiente così. Dopo due secoli in Occidente, perché questo è avvenuto a Costantinopoli, in Occidente, in un'assemblea, in un sinodo in Spagna, a Toledo, nella chiesa nel regno visigotico, era stato deciso, perché lì c'erano dei venti di eresia che stavano lì a distinguere erano tornati i pensieri ariani, e cioè ponendo una distinzione tra il Padre e il Figlio, e quindi mettendo il Figlio in un livello inferiore. Allora lì in Spagna i padri sinodali avevano deciso: è meglio se ci aggiungiamo anche che lo Spirito non deriva solo dal Padre, ma anche dal Figlio, così siamo in una botte di ferro. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che in Occidente, nella Chiesa latina occidentale, si è inserita questa dicitura tranquillamente. In Oriente, invece, no, hanno continuato a recitarlo senza l'inserimento del Figlio. Che cosa è avvenuto subito dopo e poi nei tempi successivi? Che tutte le volte che c'erano delle tensioni tra la Chiesa occidentale e la Chiesa orientale, che poi diventeranno dal 1054 in poi Chiesa cattolica e Chiesa ortodossa, tutte le volte che ci sono delle questioni si tira in ballo
come pretesto questa cosa qui, e cioè che l'aggiunta del figlio in qualche modo è un'aggiunta che gli occidentali, la Chiesa latina, ha fatto tradendo lo spirito originario e in qualche modo inserendo nella Trinità una competenza, un dualismo tra il padre e il figlio. In realtà era stato inserito esattamente per il contrario. E quindi era per dirvi che siccome in latino e dal figlio si dice filioque, ecco che tutte le volte nelle discussioni, quando sentite che salta fuori la questione del filioque, riguarda questa questione qua. Ci avviamo velocemente alla fine, e ha parlato per mezzo dei profeti. Questa è la frase finale del credo, la parte finale del credo che riguarda lo Spirito Santo, ma è interessantissima perché dice che lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti. Che cosa intende dire? Beh, è semplice, ha parlato anche i profeti, e parlando non hanno detto soltanto cose di loro iniziativa e cose che si sono inventati loro, ma hanno detto delle cose che sono state, stavo dicendo suggerite, ma il termine ispirate da Dio è il termine giusto, perché ispirato contiene la parola spirito, ma non a caso. Allora vi leggo un po' i passaggi che vi sono scritto, perché così, procedendo in modo ordinato, riusciamo anche ad essere precisi. Allora, dice San Paolo nella prima lettera ai Corinti, dice che lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, e poi prosegue dicendo: nessuno conosce i segreti di Dio se non lo Spirito di Dio. Ecco, proprio lo Spirito ha fatto intravedere qualcosa della natura misteriosa del Dio ineffabile. Ineffabile vuol dire che non si può dire. È così grande che qualunque cosa che si dica è fuori luogo, e anche inaccessibile. Sarebbe stato impossibile parlare di Dio se lo Spirito Santo non ci avesse in qualche modo fatto conoscere qualcosa di Lui. Solo Lui poteva farlo, conoscendo Lui i segreti di Dio. Questo discorso di Dio agli uomini è avvenuto, dice la lettera agli Ebrei, a più riprese, in più modi, a cominciare da Abramo, tutta la storia dell'Antico Testamento, la storia dei patriarchi, e poi dei giudici, e poi dei vari re, e quindi dei profeti, fino a concludersi con Gesù, che la lettera degli Ebrei dice pienezza di tutta la rivelazione. Ecco, la parola rivelazione, Dio rivela, toglie il velo. Rivela vuol dire si fa conoscere. Dio si fa conoscere, e si fa conoscere attraverso lo Spirito. E Gesù, allora, si fa conoscere attraverso lo Spirito ispirando i profeti, quindi in qualche modo suggerendo, diciamo così, ispirando i profeti che parlano, raccontano qualcosa di Lui, ma tutta la storia sacra, e quindi gli episodi che riguardano la vita di Abramo, di Giacobbe, poi di Isacco, e poi via via tutti gli altri, anzi Abramo, Isacco e poi Giacobbe e tutti gli altri, e così via, fino alla massima rivelazione, perché Gesù è la pienezza della rivelazione di Dio. Dio si fa conoscere in Gesù, il suo modo di parlare, il suo modo di trattare la gente, il suo modo di vivere, fino alla risurrezione e dunque poi alla Pentecoste. Dio manifesta in modo pieno
si manifesta in modo pieno con Gesù. In modo speciale la rivelazione divina è stata consegnata alle pagine della Sacra Scrittura sotto l'ispirazione dello Spirito Santo. E quindi le pagine della Sacra Scrittura sono tutte ispirate, perciò i libri della Scrittura insegnano fedelmente e senza errore la verità che Dio ha voluto rivelare. E dunque, però, la domanda è, ma allora chi è l'autore della Bibbia? È Dio, certamente, ma anche gli singoli autori. Perché la faccio così lunga? Perché, per esempio, il musulmanesimo, i musulmani, con i loro testi sacri, con il Corano, hanno un rapporto diverso. Dio ha dettato tramite l'arcangelo Michele a Maometto le sue parole, e Maometto, quasi come avendo staccato la spina dell'intelligenza, scriveva, lui non si rendeva conto, ma Dio detta. E quindi anche per i musulmani il Corano è parola di Dio, ma è parola di Dio in un senso molto diverso da come lo intendiamo noi, e cioè è parola di Dio nel senso letterale, così che del Corano un musulmano non può togliere neanche una virgola, e non si può neanche, siccome ogni traduzione è un'interpretazione, siccome è parola di Dio in senso letterale, Dio l'ha dettato a Maometto in arabo, e siccome ogni traduzione è un'interpretazione, si cambia, allora un buon musulmano, fosse anche italiano, fosse americano, quel che volete voi, il Corano deve essere letto nella lingua in cui Dio lo ha dettato. Mentre, ecco perché ispirazione e non dettatura, perché nella Sacra Scrittura, nella Bibbia, troviamo molto della mentalità degli autori materiali, si trova molto della loro cultura, molto degli usi e costumi, molte cose sono anche discutibili dal punto di vista morale, dal punto di vista degli usi, eccetera, eccetera. Dicono anche dal punto di vista scientifico anche delle cose molto inesatte. Allora com'è la questione? Che occorre leggere la Scrittura, che sono nel suo insieme la Bibbia parla di verità, c'è un senso plenior, totale, globale, che illumina anche le singole parti, e quindi occorre rendersi conto che l'autore principale è Dio, che ha ispirato i singoli autori umani rispettandone il linguaggio, la mentalità, la cultura, e quindi va letta non in senso letterale, ma in senso spirituale, in senso pieno. E quindi l'applicazione delle varie scienze umane alla comprensione della Bibbia, che può essere l'archeologia, la storia culturale, l'antropologia, capire la mentalità. Da questo punto di vista qui magari metteremo in piedi un altro corso di riprendere alcuni testi particolari, per esempio il racconto della creazione, i due racconti della creazione, perché sono due con le loro diversità, scoprire la mentalità che ci sta sopra, da che cosa si sono ispirati, aiuta di più a capire qual è il vero messaggio che la Bibbia ci comunica, e si coglie il miracolo, perché non è soltanto il frutto della mentalità corrente, degli usi correnti, ma c'è sempre come un particolare che deborda, e di essere in grado di riconoscerlo ci aiuta a capire la bellezza e il miracolo di quello che Dio, attraverso l'ispirazione degli autori, utilizza anche la mentalità, la cultura, gli usi e costumi, ma per far passare altro, e riconoscere questo altro è interessantissimo. E concludo. Non si deve dimenticare l'unità del discorso divino. Il Nuovo Testamento è nascosto e anticipato nell'Antico, e l'Antico diventa chiaro nel Nuovo.
Ecco, e la Sacra Scrittura, proprio perché è creata dagli uomini, a un certo punto c'erano gli ebrei che leggevano la Scrittura, c'erano i cristiani, e gli ebrei dicevano, per esempio i primi cristiani incominciavano a leggere tutto l'Antico Testamento, ma anche dei libri altri che erano stati, che circolavano e che gli ebrei non riconoscevano nella loro Bibbia, e quindi allora a un certo punto si è verificata la necessità, molto presto, la necessità di stabilire quali erano i libri che i cristiani ritenevano ispirati, sia quelli dell'Antico Testamento che anche quelli del Nuovo, perché ormai circolavano tanti scritti, e quindi i Vangeli, quali Vangeli? Che ce n'erano, in realtà all'inizio erano solo 4, e quindi per loro il compito era più semplice, ma poi circolavano diverse lettere, c'erano anche dei padri della Chiesa, eccetera eccetera eccetera. A un certo punto si è stabilito quali erano i libri ispirati sia dell'Antico che del Nuovo Testamento, e si è ritenuto che del Nuovo Testamento ci si fermasse proprio con la morte dell'ultimo apostolo. E proprio l'ultima diapositiva è per dirvi che esistono, proprio per questo motivo, perché gli ebrei non riconoscevano ai 7 libri che i cristiani leggevano. Ci sono 7 libri dell'Antico Testamento che noi leggiamo e che riteniamo dell'Antico Testamento e riteniamo ispirati, e che invece per gli ebrei non sono tali. I protestanti, cioè Lutero e compagni, per protesta e in polemica con la Chiesa Cattolica, Lutero, traducendo l'Antico Testamento in tedesco, la Bibbia in tedesco, ecco, non ha tradotto questi 7 libri che anche gli ebrei non riconoscono ispirati. E i 7 libri sono questi che vi ho riportato nell'elenco: sono il libro di Giuditta, il libro di Tobia, il primo e secondo libro dei Maccabei, il libro della Sapienza, il libro della Siracide e Baruch, e poi dei pezzi che sono contenuti in altri 2 libri, parti del libro di Daniele e altre parti contenuti nel libro di Ester. Perché? Perché sono testi, libri che sono scritti negli ultimi secoli, subito prima dell'avvento di Gesù. L'ultimo libro a essere scritto dell'Antico Testamento è il libro della Sapienza, e già il nome dice, perché risentiva della mentalità greca, e tutto ciò che in qualche modo risente della mentalità greca per gli ebrei è il demonio, e sono i libri che sono stati scritti nel primo e nel secondo secolo avanti Cristo, quindi proprio gli ultimi, e che gli ebrei non riconoscono perché li ritengono contaminati da una mentalità che non è la loro, e quindi non ispirati, mentre invece i cristiani, ecco, anche la questione della sapienza è uno dei termini con cui si dice lo Spirito Santo, e quindi la sapienza che era con il Dio creatore fin dall'inizio, e quindi la sapienza che abita i santi, i giusti e gli uomini retti, eccetera 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 eccetera. Bene, ecco, con questo finisco.